Ultimo sforzo prima della sosta per San Bernardino e San Gottardo in una sorta di derby della Val Bisegno tra i padroni di casa, autentica rivelazione sino a questo momento con un inaspettato terzo posto ed una sola sconfitta per i neroverdi. Il San Gottardo invece è reduce dai due successi consecutivi con Mura Angeli e Genovese. Il match deflagra improvvisamente al minuto 11 con questa palla persa ingenuamente dal San Bernardino, stop ed esterno destro di Pili con coordinate nord-est nel 7 di De Gregorio. Impossibile la replica per il numero 1 nella più classica delle cartoline natalizie. 3 minuti dopo imbucata di tricarico per l'inserimento di Apicella che costringe De Gregorio alla difficile respinta sul proseguimento dell'azione. Pili chiama ancora l'estremo di casa al difficile intervento per evitare un raddoppio che a questo punto della gara avrebbe avuto del terrificante per la squadra di Mangini, che neanche un minuto dopo Brecca con testa secca in sospetta posizione vince lo sprint con Lodi trovando Tovani a murare in uscita. Il San Gottardo inconsciamente si abbassa a protezione del vantaggio e al 35esimo Tovani tiene a galla i biancorossi spolverando sopra la traversa il piazzato dritto per dritto di Giannazzo. A divorarsi il raddoppio però Obino, 4 dal riposo appoggiando tra le braccia di De Gregorio un autentico rigore in movimento sugli sviluppi di corner. Il film della ripresa di Enrico Figos si accende all'8avo della ripresa con il contatto in area tra Nanni e testa secca. Il signor Bertoldo indica il dischetto trasformazione non perfetta ma efficace per Federico Giannazzo nonostante l'intuizione di Tovani che sigla l'1-1, ma al 22esimo tremano nuovamente i padroni di casa con la traversa centrata col colpo di testa di Apicella e 40 secondi dopo con la conclusione sporca di Obino il tap-in del nuovo vantaggio è griffato serpe, ma il fischio del direttore di gara strozza l'urlo biancorosso evidenziando la posizione irregolare del numero 7. Al 35esimo il San Gottardo è costretto a rimodellare la propria strategia per il doppio giallo rimediato da Pietro Nave per questo intervento ai danni di Canessa, e un altro fischio però ad interrompere a 4 dal termine una ghiottissima occasione con l'ex Belfiore che vede il gol dell'ex evitato dal grande intervento di Tovani in concomitanza con la decisione del direttore di gara che anche in questo caso ravvede la posizione irregolare dell'attaccante. Un tempo per uno si conclude con un pareggio sostanzialmente giusto il match del Guerino Strinati. Dopo 2 successi consecutivi per entrambe le squadre il pareggio blocca la striscia positiva.